Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di diritto. Sigla! Nello scorso episodio abbiamo visto come i poteri vengano ripartiti tra tre organi: Parlamento, magistratura e governo, e di come, in casi di straordinaria necessità e urgenza, il governo prenda alcuni poteri del Parlamento, in realtà tutto il potere del Parlamento. Quello era il caso del decreto legge, il video sta in alto a destra se te lo sei perso. Oggi invece parliamo del decreto legislativo, che è una cosa diversa. In alcuni casi accade che il Parlamento approvi una legge particolare che si chiama legge delega. Questa legge stabilisce che a regolare una certa materia debba essere il governo al posto del Parlamento. Nella pratica quindi il compito di fare delle leggi riguardo una certa materia viene delegato dal Parlamento al governo. Attenzione però che se non esistessero vincoli a questa legge delega, nel momento in cui il governo riceve il potere di legiferare su una certa materia, potrebbe fare quello che gli pare. È previsto però che nella legge delega ci sia scritto, oltre alla materia sulla quale bisogna legiferare, anche delle modalità, quanto tempo ci devono mettere e delle linee guida da rispettare. Ad esempio, se il Parlamento decide di delegare il governo a fare una legge sui grissini senza glutine, deve anche indicare quanto tempo ci deve mettere, quindi ad esempio un anno, e anche quali sono le linee guida, quindi cosa deve fare effettivamente questa legge. Deve mettere al bando i grissini senza glutine? Li deve legalizzare? Grissini senza glutine con la marijuana dentro? Ditemi voi. Quindi nel momento in cui il Parlamento approva la legge delega, il governo inizia a lavorare sul testo del decreto legislativo, lo approva, il Presidente della Repubblica deve emanarlo, non promulgarlo, a quel punto viene messo nella Gazzetta Ufficiale e dopo 15 giorni diventa effettivamente legge. A questo punto alcuni di voi si staranno chiedendo: se il decreto legge poi doveva passare dal Parlamento, il decreto legislativo hai detto che non passa poi dal Parlamento in un secondo momento, quindi se il governo sfora i limiti che gli aveva imposto il Parlamento, che cosa succede? Ovviamente ci penserà la Corte Costituzionale ad annullare il decreto legislativo. Tuttavia alcuni di voi dopo il video della scorsa volta sul decreto legge mi hanno chiesto se la Corte Costituzionale ha dei poteri a sé stanti, quindi può da sola eliminare alcune leggi, dichiarandole incostituzionali. Quindi ha effettivamente così tanto potere? Perché nel momento in cui io mi metto d'accordo con la Corte Costituzionale e gli faccio dire che le cose sono incostituzionali, posso stralciare qualsiasi legge. Non funziona esattamente così, perché per essere interpellata la Corte Costituzionale ha bisogno che il problema venga sollevato da un giudice. Questo significa che se non esiste un giudice che solleva un dubbio di costituzionalità, la Corte Costituzionale non si può pronunciare in merito. Poi per quanto riguarda le derive che può prendere la Corte Costituzionale e cose del genere, sono questioni molto complesse che probabilmente andremo a trattare molto più in là, non in questa sede di sicuro. Quindi tornando al nostro decreto legislativo, ora sono passati 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è effettivamente legge. Non ha niente di meno delle altre leggi fatte con l'iter lunghissimo del video che trovate qui in alto a destra. A questo punto alcuni di voi si staranno facendo un'altra domanda: per quale motivo il Parlamento dovrebbe delegare il governo a fare delle leggi riguardo a una determinata materia? Infatti abbiamo visto che per quanto riguarda le leggi normali è tutto il Parlamento che prende le decisioni. Fa eccezione il decreto legge perché ci sono dei criteri di straordinaria urgenza, quindi ad esempio delle catastrofi naturali, eccetera. Per quale motivo però, se non ci sono queste motivazioni, il Parlamento dovrebbe delegare il governo a fare leggi riguardo una certa materia? La risposta sta proprio nel video in cui vi spiego l'iter di approvazione di una legge. È stramaledettamente lungo, quindi si perde un sacco di tempo per fare una sola legge. Tanto vale delegare il governo, dandogli dei paletti, per fare quella stessa legge in maniera più semplice e più veloce. Questo però ha degli svantaggi. Un primo difetto è che se una legge si fa con un iter di approvazione lunghissimo, sarà sicuramente più dettagliato e curato rispetto a un decreto legislativo che viene fatto molto in fretta e che quindi avrà sicuramente meno dettagli e cura rispetto a una legge normale. La seconda possibilità l'abbiamo elencata anche in questo video. La possibilità che il governo sia poco trasparente nella scrittura del decreto legge è concreta.
Questo secondo difetto è effettivamente abbastanza limato dal fatto che la legge delega contiene dei paletti ai quali il governo dovrebbe attenersi. Tuttavia esiste la concreta possibilità che il governo interpreti questi paletti in maniera non proprio ortodossa e che quindi faccia un po' come gli pare. Io spero che sia tutto abbastanza chiaro. Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere like, condividere, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto come sempre tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.